Ciao a tutti amici, bentornati sul canale, benvenuti ad Arcugnano, benvenuti nei Colli Iberici e benvenuti al lago di Fimon. Sono praticamente a casa mia e quest'oggi, dato anche il tempo molto incerto, volevo portarvi a fare uno dei percorsi segnalati qui in zona, che vanno per la Maggiore, sono segnalati con vari colori, e oggi andremo a fare il percorso o quello giallo o quello verde. Vediamo in base alle gambe, in base alla giornata, in base al tempo. Partiamo. Il percorso giallo è di 10 km, quello verde è di 12, è un sentiero ben organizzato e dai, vediamo cosa ci riservano oggi i Colli Iberici. Vamos, let's go! Signori, io sto seguendo questa insegna, queste frecce indicate come BGT, e sotto la pioggia che è iniziato a scendere mi inoltro nei boschi, nelle colline. Facciamoci rapire da questi scenari. Allora, dopo le prime piccole rampe per risalire il monte, io mi sono tolto via dai sentieri giallo e verde indicati all'inizio e mi sono messo a seguire le frecce che segnano BGT, e perché il percorso giallo e verde l'avevo già fatto, non l'ho mai portato sul canale e provvederò a farlo, però mi sono fatto cogliere della curiosità di questo percorso e quindi venite con me, perché oggi i colori sono veramente stupendi. La pioggia rende questo percorso ancora più magico secondo me e quindi vale la pena assolutamente. Come potete vedere è tutto segnalato anche qui per terra.
nei Colli Iberici bisogna sempre stare molto attenti alla segnaletica. Per fare questo percorso io vi consiglio tantissimo di guardare gli alberi, perché altrimenti vi andate a perdere. Quindi fate sempre molta attenzione, magari camminate un po' più lenti, godetevi di più il paesaggio che è veramente splendido, però guardate sempre molto bene, perché qui purtroppo siamo scarsi di segnaletica ben visibile. Come in questo caso vedete, strada principale, qui piccolo sentierino e l'indicazione la trovate sull'albero, quindi occhio, attenzione sempre per fare questo percorso, ma in generale un po' dappertutto nei Colli Iberici, che sennò si rischia veramente di perdersi. Qui siamo arrivati nella ridente Villa Balzana. Qui troviamo il nostro percorso segnalato. Strada principale, prima della chiesa di Villa Balzana, non ve ne accorgete, ma si gira a sinistra e qui trovate il cartello del BGT. Chi si è inventato sto percorso si è inventato anche una discesa bella ruggente, madonna. Credo sia un trail che ha inventato un gruppo di skyrunners, podisti della zona, e sta parte qua veramente bella, tacchente, ci piace.
anche se io non sono un amante delle discese, però questa è stata veramente imprevista, ma quindi gustosa. Proseguiamo. E comunque, se si vuole solo fare delle piccole parti di questo trail, c'è sempre la possibilità di scendere giù al lago di Fimon e tornare al parcheggio, insomma, quindi secondo me è veramente un bel circuito. E ve lo consiglio se volete far gamba, se avete bisogno di allenarvi. Anche qui tornati alla strada, lì si potrebbe ritornare ai parcheggi, mentre il Black and Green Trail ti porta su di qua, chissà cos'altro ci riserva. Ultima parte molto movimentata, interessante e studiata in maniera molto intelligente. Molto bene, siamo tornati in pianura, abbiamo fatto un gran bel giro e penso mancheranno un altro paio di chilometri per arrivare al parcheggio del lago di Fimon dove ho lasciato la macchina. Direi che la giornata è anche andata via migliorando, è uscito il sole, comunque i sentieri erano molto bagnati, quindi qui nei Colli Iberici bisogna stare assolutamente attenti. Quindi guardatevi un po' da questa cosa se volete venire a fare questo percorso, oppure se siete già abituati ed esperti a camminare con determinato terreno, fatelo in qualsiasi periodo dell'anno perché è davvero un percorso molto bello. E adesso avanti di qua. Beh, insomma, sono finito anche nell'ultimo chilometro di una gara ciclistica Criterium nazionale di gravel. Sono in fondo là, loro. Io sto passando proprio dove passano anche i ciclisti. E va bene, oggi le abbiamo fatte tutte. Bene, eccoci di ritorno e sono partito per fare un giro, poi ne è venuto fuori un altro, come spesso accade nei miei giri. Volevo fare il percorso quello verde o quello giallo
che è segnato nel Nordic Walking qui al lago di Fimont, e invece mi sono trovato a fare il Black and Green Trail, un percorso davvero bello di una ventina di chilometri, dove si gira attorno al lago di Fimont facendo praticamente la parte alta con tutto un saliscendi davvero interessante. Faccio i complimenti a chi ha organizzato questo trail che mi è piaciuto veramente tanto. E quindi dal lago di Fimont io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere sotto nei commenti se questo video vi è piaciuto, e ovviamente c'è il rumore di un posto turistico. Dal lago di Fimont vi dicevo, io vi saluto, fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto, i soliti like, l'iscrizione al canale, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!